Dopo un avvio di campionato agli antipodi, entrambe le squadre giungono alla partita di oggi con la volontà di allungare la striscia positiva. Pallacanestro Trieste ed Open Job Metis Varese sono pronte. Altri 2 punti ancora una volta per mano di Denzel Valentine, punti numero 3 e 4 per lui. C'è lo scarico nell'angolo per la tripla di Jaron Johnson e viene sbagliata. E allora c'è tutto il campo per la transizione offensiva triestina con Markel Brown. Ancora può colpire da 3 punti e lo fa nuovamente Markel Brown. Harris per Alviti che mette giù il pallone senza successo. Allora c'è lo scarico per la tripla di Brown, importante per ridare ritmo anche nella metacampo offensiva. Si ritorna da Ruzier che può andare fino in fondo, riesce ad eludere il tentativo di stoppata da parte di Alviti. Contropiede per Varese, concluso dalla parte opposta da Gabe Brown. E ancora colpisce da lontano Jarrod Uthoff, secondo bersaglio consecutivo da 3 punti per lui. E allora il contropiede, transizione offensiva conclusa da Luca Campogrande. Poi arriva il blocco di Akobundu Eyogu per il pick and roll, viene servito in un secondo momento Akobundu Eyogu. Valentine, lo scarico per Uthoff, sotto canestro non c'è Akobundu Eyogu e allora si prova a cercare Johnson, palla fuori, tiro da lontano per Denzel Valentine. Altro tentativo in transizione per Markel Brown che poi festeggia come meglio non potrebbe. I think for us we have to keep playing defense. Defense is very important. I'm getting on the offensive glass and that's important, but not like the defense. This is a very high scoring team. We held them to 32 points. Hopefully we can do it again in the second half. Jaron Johnson prova subito a dare una scossa. Eccolo il primo canestro dal campo di Colby Ross. Torna Markel Brown su di lui, può andare fino in fondo Jalen Hens e ha ragione. Passaggio dietro la testa nell'angolo per Markel Brown e ora c'è anche lo spettacolo per la pallacanestro Trieste che va sul più 25, trova il 20° punto della partita di Markel Brown e soprattutto un assist delizioso da parte di Denzel Valentine. Ruzier finisce per terra Librizzi e allora c'è la possibilità di avere la superiorità numerica per Trieste che va a concludere con un altro grande canestro di Jeff Brooks. Denzel Valentine continua a dare spettacolo, altri 3 punti. Poi lo cede a Candussi, si alza anche lui da 3 punti e ora è festa vera per la pallacanestro Trieste. Altro tiro per Ruzier. Continua a segnare Trieste, non ne vuole sapere di fermarsi. Jaron Johnson con spazio per colpire da 3 punti. Da Lodovico De Angeli, acclamato dal proprio pubblico, lui che come detto è triestino, così come tanti giocatori nel roster della pallacanestro Trieste. Qui in controtempo Hens non trova il canestro e allora Ruzier mantiene sì il possesso del pallone ma di fatto smette di giocare. Ultimi 10 secondi e poi sarà il momento della sirena finale. Ci avviciniamo al
termine della partita, condotta dall'inizio alla fine da parte di una stupenda Pallacanestro Trieste. Teammates held it down, got the win. Today it felt so good being out there with my teammates. They were fine to me, they were supportive. I was a little nervous before the game, but they make me feel more comfortable, so appreciate my teammates and my coaches. Team effort.